Buongiorno a tutti, eccoci qui per il nostro classico appuntamento bisettimanale per gli aggiornamenti sulle ultime escursioni e quelle delle prossime settimane. Allora, per quanto riguarda le ultime 2 settimane, sono stato parecchio attivo, sono guarito dall'influenza e negli ultimi 8 giorni ho fatto la bellezza di 3 giornate dedicate all'Urbex. In queste giornate ho visitato parecchi luoghi interessanti nel Vicentino, ad esempio, nel Rodigino, nel Ferrarese e soprattutto nella zona Udine Nord. Per quanto riguarda la zona Udine Nord, sono stato in bellissimi bunker, o meglio dire opere, del Vallo Alpino del Littorio, alcune delle quali sono state riutilizzate dagli alpini d'arresto. E ho fatto la bellezza di 8 video lunghi, più tutti i video brevi ovviamente di presentazione. Inoltre ho regalato un'altra mappa, la mappa dei Bannati, che potete trovare nel video dedicato, sulla descrizione c'è il link, ma non solo, ho fatto anche un video, visto che ero malato, nei giorni in cui ero malato, su una lavorazione dei coltelli, che magari a qualcuno non interessa, però è una cosa che uno si può anche informare, una novità magari per molti di voi, perché i coltelli non sono solo armi come si crede, ma sono forme d'arte. Ecco, l'arma non è il coltello o la pistola, l'arma è la persona che lo usa in maniera impropria. Bene, inoltre in questi giorni ho anche superato i 10.000 iscritti, quindi ho fatto un video per ringraziare tutti voi, perché siete più di 10.000, siete già 10.200, quindi non so cosa dire, devo ringraziarvi, siete veramente, veramente tanti, tanti, tanti. Cosa vi posso dire ancora? Per le prossime settimane? Bene, allora io questa settimana ho fatto 3 uscite. La prossima, diciamo purtroppo, non potrò fare altre uscite, perché ovviamente lavoro in albergo, quindi Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno, sono tutti i giorni in cui lavorerò e i giorni che avrò liberi li dedicherò a portare mio figlio allo stadio e a portare anche me stesso allo stadio, perché comunque è una delle mie passioni. Andrò a Napoli, quindi sarà 1 o 2 giorni intensa a Napoli in pulmino a vedere Napoli-Venezia. Una sonora batosta? Probabilmente sì, ma dopo la vittoria di ieri diciamo che ci può anche stare una sconfitta a Napoli, ci mancherebbe anche altro, noi siamo una piccola squadra. Detto questo, finito l'anno e iniziato quello nuovo, invece avrò degli interessanti appuntamenti, o meglio, andrò in zona Verona-Mantova, visto che mio figlio è ancora a casa da scuola, come l'altro giorno sono stato nel Rodigino, dove ho visitato una discoteca invece in provincia di Ferrara, Rovigo-Ferrara, che sono vicine. Invece nella zona Mantova-Verona farò delle fabbriche, delle ville, tutti luoghi civili in questo caso. Però mi recherò su un carcere abbandonato, costato milioni di euro, che non è mai stato utilizzato e probabilmente non riuscirò a entrarci, perché essendo un carcere è fatto per non uscire, ma anche comunque per non entrare. Quindi probabilmente non riuscirò a entrare, però lo farò lo stesso. Bene, detto questo, non mi dilungo tanto. Volevo dedicare la fine di questa breve diretta per ringraziarvi. Siete tanti, tantissimi, mi scrivete tantissimo. Io rispondo, cerco di rispondere sempre a tutti, basta che mi arrivino le notifiche, mi scrivete dappertutto, WhatsApp, ovviamente sotto i video di YouTube, via mail, Messenger, Facebook, e io cerco di rispondere a tutti, vi dico. Adesso che siete oltre 10.000 sarà uno sforzo immane, però cercherò sempre di rispondere a tutti possibilmente. Cosa vi posso dire ancora? Beh, gli auguri. Siamo arrivati alla fine, quindi alla fine dell'anno. Vi faccio gli auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Vi ringrazio per avermi seguito in questi anni, qualcuno magari in questi mesi perché si è iscritto da poco. Continuate a seguirmi, continuate a condividere i miei video, passate delle buone feste con i vostri cari e visto che ci sentiremo e i prossimi video, tranne il calcio, saranno il prossimo anno, vi auguro anche un buon anno, perché la prossima diretta ovviamente sarà il prossimo anno, quindi i primi giorni. Quindi vi faccio auguri di buon anno, buon 2025 a voi e sempre alle vostre famiglie, ci mancherebbe. Vi ringrazio ancora, saluto tutti. Vorrei ringraziare Robby in particolare, Roberto, che mi ha portato
a visitare le opere del Vallo Alpino martedì scorso e mi ha fatto fare unas 6 ore da paura. Ho camminato tantissimo, sentieri pericolosissimi, opere anche in parte pericolose o comunque difficili da raggiungere, e mi sono divertito tanto. So che si è divertito tanto anche lui, quindi il prossimo mese ripeteremo questa collaborazione, diciamo. Lui vuole restare anonimo, ma non c'è problema, mi guida ed è più esperto di me. Quindi a gennaio o massimo a febbraio faremo un'altra uscita e visiteremo spero altre 8 opere del Vallo, visto che ne abbiamo fatte 8, o meglio 7 opere del Vallo più una della fanteria degli alpini d'arresto. 8 in totale comunque, 8 tra bunker e opere. E quindi ci sono anche altre collaborazioni che dovrò fare, tra le quali una all'estero, perché dovrei teoricamente andare a visitare un luogo bellissimo all'estero, bellissimo e tristissimo. Non mi sbilancio perché devo ancora organizzare tutto, è tanta strada, devo dividerla con qualcun altro, con altri appassionati che vogliono venire con me, e se farò questa escursione all'estero, un paese confinante con l'Italia, comunque non vado in Cambogia, e sarà una cosa interessante e anche commovente, però non voglio cantar vittoria prima di esserci stato. Quindi buon Natale, buon anno, continuate a seguire i miei video perché anche nei prossimi giorni ne verranno pubblicati a partire da domani, perché io cerco di pubblicare invece di 10 video, 15 in un giorno, quando li faccio, li divido in vari giorni. Quindi nei prossimi 5-6 giorni comunque troverete dei nuovi video e dei nuovi shorts. Indicativamente i nuovi shorts io li pubblico alle 6 della mattina, uno al giorno, mentre i video, quando ne ho, ne pubblico uno al giorno, anche di quelli alle 11 della mattina. Quindi domani sapete, è anche Natale, che troverete uno short e un video. E anche i prossimi giorni altri video che ho da pubblicare, perché ne ho fatti veramente tanti. Tanti auguri, buona giornata e ci vediamo.